perché oggi diamo il via al nostro percorso per le regionali del 2020 come lista Solidarietà, Ambiente e Lavoro. Abbiamo fatto una scelta radicale, la scelta di essere coerenti fra le parole e i fatti. La nostra proposta politica ha al centro i temi del lavoro, dell'ambiente e della solidarietà. In questi anni, 25 anni nella Regione Veneto, abbiamo ottenuto i grandi risultati. Il primo è quello di aver raggiunto il vertice in Europa per inquinamento, per malattie di apparati respiratori e malattie oncologiche derivanti dall'inquinamento. Abbiamo il primato del consumo di suolo, abbiamo il primato del lavoro povero nel nord Italia. Il 20% delle lavoratrici e dei lavoratori del Veneto prendono salari che li collocano appena sopra e appena sotto o sotto la soglia della povertà relativa. Ci dicono che bisogna andare avanti così, che bisogna continuare con questo modello di sviluppo, quello che la crisi del coronavirus ha mostrato nel suo pieno fallimento. Noi diciamo che dobbiamo investire nella solidarietà, nel sociale. Già 100.000 posti di lavoro sono andati persi nel Veneto, altri centinaia di migliaia andranno persi nei prossimi mesi con la fine della cassa integrazione e del blocco di licenziamenti che il governo in qualche misura ha già annunciato. Non si può ripartire sulle basi di un'economia fondata sul turismo che non c'è più e non ci sarà nei prossimi anni. Non possiamo ripartire su un'economia fondata sulle esportazioni quando molti paesi, a cominciare dalla Germania, riportano le loro produzioni all'interno. Non si può ripartire se non si investe sulla sanità, sulla scuola, per la riconversione delle produzioni. È solo l'intervento pubblico, un fortissimo intervento pubblico su questi terreni, sul terreno del risanamento idrogeologico, sul terreno del disinquinamento della nostra terra, dell'aria che respiriamo, sulla riconversione delle produzioni, che è possibile una qualche ripresa delle attività produttive ed economiche, ed in particolare la possibilità di dare occupazione e posti di lavoro alle tante e i tanti che li perderanno. Molti ci chiedono perché non stiamo con il centro-sinistra, perché non siamo con Arturo Lorenzoni. La risposta è molto semplice: noi siamo coerenti tra le parole e i fatti, e la coerenza fra le parole e i fatti è che se diciamo no alle grandi opere sappiamo che non possiamo collocarci col centro-sinistra, che se diciamo no all'autonomia differenziata che divide il paese in zone povere e in zone ricche, non possiamo stare con chi l'autonomia differenziata l'ha sostenuta. Se diciamo che siamo contro la precarietà, non possiamo stare con quelli che la precarietà l'hanno votata in Parlamento, col Job Act, con il governo a guida del Partito Democratico. Se diciamo no alle Olimpiadi, che sono soldi buttati sul del cesso, e un altro disastro ambientale per la montagna che chiede ben altre risorse e ben altri investimenti, non possiamo stare con quei partiti che unanimemente in Parlamento hanno votato perché si facciano le Olimpiadi invernali a Cortina e a Milano nel 2026. Noi abbiamo questa cifra che ci distingue ed è quella della coerenza, e la coerenza è ovvio che è difficile, che molto spesso non paga, ma noi la politica la facciamo così, con la coerenza fra la parola e i fatti, come abbiamo fatto con la battaglia con le cittadine e i cittadini del Veneto contro l'infame legge regionale sulla casa. La Lega dice: non mettiamo le mani in tasca
ai cittadini veneti, ovvero un tubo, non mettono in mano in tasca ai ricchi, non perseguono l'evasione fiscale, ma le mani in tasca ai cittadini e ai ceti popolari lo hanno cercato di fare come? E questa cosa l'abbiamo respinta solo con un autunno di lotte continue. Abbiamo cominciato a luglio dell'anno scorso e non abbiamo ancora finito. Queste sono questioni fondamentali. Diventa ovvio che non si può, come dire, andare nelle piazze davanti alle fabbriche a fare discorsi che non hanno poi sul piano della coerenza nessuna sostanza. Il Veneto si difende difendendo il territorio e l'ambiente, e questo non può essere fatto se non rovesciando le politiche che sono state fatte in questi anni. Vogliono la TAV non serve a un tubo, vogliono finire la Pedemontana, hanno buttato un sacco di soldi nel cesso. Prima erano già insufficienti i volumi di traffico previsti per pagare quell'opera. Adesso che i volumi di traffico si sono ridotti e lo saranno ancora nel prossimo futuro, i cittadini veneti si troveranno a pagare una cambiale firmata da questa regione a favore delle grandi imprese di costruzione e delle banche. E questa cosa l'hanno voluta e fatta insieme, centrodestra e centrosinistra, come insieme hanno voluto l'autonomia differenziata di Zaia, che adesso ne fa il suo cavallo di battaglia. Noi siamo per l'autonomia, ma siamo per l'autonomia dei comuni che devono avere più risorse, siamo per la possibilità dei cittadini di decidere veramente su quelle che sono le questioni che li riguardano più da vicino. Questa è l'autonomia che ci hanno insegnato i maestri veri dell'autonomia, da Silvio Trentin ai teorici cattolici del Partito Popolare, che volevano l'autonomia dei comuni, il municipalismo, non volevano un altro centralismo da sovrapporre o contrapporre al centralismo statalista. L'autonomia dei territori, l'autonomia dei comuni, che è stata vigliaccamente soppressa, perché i comuni non hanno più risorse, non hanno più mezzi, non hanno più quadri per poter fare il lavoro a cui sono chiamati. E questa è la battaglia che noi facciamo e faremo. E non possiamo che farla in solitudine se vogliamo essere coerenti fra le parole e i fatti. Grazie a tutti.